Ciao a tutti! Oggi ci siamo occupati con l'Imen Sarrabus Gerrei, Archeosarrabus e Sentiero Primitivo del Sarrabus di pulire finalmente un nuraghe che aspettava da tanto tempo di essere pulito, che è il nuraghe ponziano, che si trova nel comprensorio di Bacco a Rodas. Siamo in territorio di Muravera ed è una zona bellissima che consigliamo a tutti di visitare, piena di sentieri interessanti e soprattutto di vedute spettacolari. Da questo punto in cui mi trovo io, per esempio, è possibile vedere tutti e tre i paesi, diciamo, centrali del Sarrabus, che sono Muravera, San Vito e Villa Puz. Sono Martina Cau, sono una studentessa magistrale del corso di laurea in archeologia e storia dell'arte e oggi siamo qui con Archeosarrabus perché abbiamo effettuato la pulizia dalla vegetazione superficiale del nuraghe ponziano di Muravera. Un nuraghe che ha una planimetria piuttosto particolare perché non è il classico nuraghe ad andamento circolare, quanto sembra piuttosto avere una pianta quasi triangolare. È molto interessante perché segue l'andamento della roccia naturale affiorante, quindi la sfrutta come punto in cui costruire e anche forse probabilmente come punto di fortificazione. Infatti il nuraghe sorge in un'area bellissima ma anche molto sopraelevata, in uno sperone che guarda a sud verso il mare ed è circondato invece nelle altre zone da monti, quindi un ottimo punto strategico da cui poter osservare tutta la zona circostante e sicuramente anche da poter sfruttare a livello di reperimento di risorse del territorio. Il nuraghe è realizzato con dei conci di taglio abbastanza piccolo, medio-piccolo, in scisto di provenienza locale, quindi una pietra tutto sommato anche abbastanza leggera e, se utilizzata opportunamente, anche abbastanza resistente per la realizzazione di costruzioni simili. Nell'area circostante si intravedono delle forme, delle linee murarie che potrebbero appartenere a capanne, però occorrerebbe insomma uno studio più approfondito di tutta la zona, con una analisi, uno scavo puntuale, insomma. E dopo il dovere arriva il piacere, come di consueto il nostro terzo tempo, che è diventato ormai una consuetudine delle giornate di pulizie nuragiche. Anche oggi molta partecipazione, tanta gente è arrivata anche da fuori dal Sarrabus, dal Campidano, che per la prima volta si sono uniti a questo tipo di esperienze. Spero che portino nel loro territorio un buon ricordo, ma quello spetta anche a noi adesso, coccolarli dopo tanto lavoro con del buon cibo e un bicchiere di vino anche. Quindi sono molto soddisfatto. Un altro nuraghe pulito. Che dire, posiamo gli attrezzi e diamoci alla mangiatoia. Ringraziamo soprattutto il comune di Muravera che sta sponsorizzando tutta questa attività. Ringraziamo Forestas che ci ha agevolato nel compito, aprendoci i cancelli, permettendoci di arrivare fino al nuraghe. Ringraziamo soprattutto tutta la comunità, cioè tutti coloro che vengono ogni volta come volontari e aiutano per realizzare qualcosa per la Sardegna, per l'isola, che è una cosa importantissima, perché appunto non bisogna mai aspettare che siano gli altri a fare le cose, ma dobbiamo essere noi sempre i primi a rimboccarci le maniche e fare qualcosa per preservare la nostra cultura. Se vi è piaciuto il video, mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima pulizia, magari dal vivo. Ciao!